Salve a tutti, questa mattina a Porta Capuana si sono riunite diverse sigle del mondo del meridionalismo che hanno ricordato i caduti delle 3 giornate di Napoli del 1799. Lì appunto a Porta Capuana c'è stata una manifestazione e una commemorazione in cui molti attivisti e molti presenti hanno di fatto apposto dei fiori sotto la targa dei caduti lazzari napoletani, i circa 60.000 napoletani che hanno perso la vita lì a Napoli per difendere di fatto il territorio dall'invasione francese del 1799. Prima di mandare il servizio dell'Identitario, unica testata giornalistica presente, a un evento così importante come quello della commemorazione di una storia, di giornate così importanti per la città di Napoli, perché noi ricordiamo solo le 4 giornate di Napoli, ma dimentichiamo che ci sono state le 3 giornate di Napoli nel 1799, devo sottolineare una mia perplessità, in quanto sui canali TikTok del deputato Francesco Emilio Borrelli è stata lanciata un video, appunto un video della commemorazione, ma è passato il messaggio che in realtà quella manifestazione fosse stata fatta addirittura da un gruppo di pregiudicati, quando in realtà appunto c'erano magistrati, docenti, un gruppo di pregiudicati che avevano manifestato contro il deputato ed si erano presentati circa 14 carabinieri per bloccare la manifestazione. Il video dopo qualche ora è stato bloccato dai canali TikTok del deputato, che spesso ha detto e ha dichiarato di non avere canali diretti TikTok della sua persona, ma considerando che comunque ci sono canali a nome suo, è chiaro che il mio invito è rivolto a lui proprio per evitare in futuro brutte figure come questa, perché stiamo parlando di un momento di commemorazione che ricorda le vittime napoletane di quel periodo e addirittura far passare un messaggio che quel momento di commemorazione è passato contro di lui, addirittura di pregiudicati, fa sì ovviamente che deve capire bene chi gli gestisce la comunicazione, perché nel momento in cui gli mando qualcuno, un passante manda un video in cui gli viene detto che c'è una manifestazione contro di lui e lui subito fa passare questa notizia senza di fatto aver verificato la fonte e senza di fatto aver chiarito quali fossero effettivamente le intenzioni dei manifestanti, è chiaro che non ci fa una bella figura. Dopo aver detto questo e dopo aver rinnovato il mio invito al deputato Borrelli proprio per cercare di selezionare bene le persone che gestiscono la sua comunicazione, vi mando adesso il servizio dell'Identitario. Questa mattina, domenica 26 gennaio 2025, Porta Capuana a Napoli si è trasformata in un simbolo di memoria e identità, con la partecipazione di diverse sigle del meridionalismo per commemorare i lazzari napoletani, protagonisti delle 3 giornate di Napoli del 1799. Un appuntamento che, ormai da anni, richiama appassionati attivisti del Sud, decisi a rendere omaggio agli antenati che difesero la città dall'invasione delle truppe francesi e dall'imposizione della Repubblica Partenopea. Tra bandiere delle 2 Sicilie, interventi sentiti e momenti di riflessione, l'evento ha visto la partecipazione di figure del panorama meridionalista. Il dottor Edoardo Vitale, presidente di Sud e Civiltà, ha sottolineato con forza l'importanza di una giornata del genere. Siamo qui per onorare la memoria degli eroi che si resero protagonisti di un episodio che dovrebbe fare epoca nella storia napoletana e che invece viene nascosto ai cittadini di questa città e al popolo del Sud. La grande ed eroica resistenza dei Lazzari che lasciarono quasi 10.000 caduti in una eroica battaglia contro l'esercito napoleonico che stava invadendo la città. Fu una mobilitazione spontanea fatta in nome di tutto il regno e di tutti i popoli napolitani e ogni luogo del nostro centro storico, da via Foria, Porta San Gennaro, Porta Capuana qui che era ricolma di cadaveri di caduti napolitani e gli altri combattenti salivano sulle spalle dei caduti per continuare a combattere, un eroismo che stupì perfino i francesi che definirono i Lazzari uomini meravigliosi, eroi che rimarranno nel libro della storia. Ecco, e quindi oggi noi li vogliamo ricordare come dovrebbero fare tutti i compatrioti del Sud, mentre invece ancora oggi si ricordano soltanto i 120 giacobini giustiziati perché da Castel Sant'Elmo sparavano alle spalle del popolo insorto contro lo straniero. Ecco, noi non li dimenticheremo mai e vorremmo che la gente, quando cammina per il centro storico di Napoli, ricordasse i luoghi dove è stato sparso tanto sangue napoletano. A ribadire l'importanza della memoria storica è stato il professor Vincenzo Culì, da anni impegnato nel ricordo dei Lazzari proprio a Porta Capuana. Purtroppo il popolo napoletano
ha bisogno di essere instradato e di essere invitato. Ecco, se le istituzioni facessero qualcosa sicuramente ci sarebbe una partecipazione e quindi un allargamento di queste informazioni così importanti sul nostro passato. Questo lo sanno bene le istituzioni e temono qualcosa del genere, perché loro non vogliono che il popolo sia istruito sul proprio passato, perché altrimenti non accetterebbe mai il proprio presente e tanto meno il proprio futuro. Ecco. Non è mancato il richiamo alla situazione attuale con il presidente di Nazione Napolitana Indipendente, Ciro Borrelli, che ha dichiarato quanto oggi siamo sotto assedio in maniera diversa. La nostra cultura, la nostra economia e la nostra identità sono costantemente minacciate. È tempo che Napoli e il Sud si sveglino. Sulla stessa linea Massimiliano Grillo dei Figli del Sud ha aggiunto: siamo qui a Porta Capuana, alle porte di Napoli, a commemorare i nostri Lazzari napoletani. 40.000 Lazzari persero la vita. Io prima ho fatto un appello. Stanno attaccando la nostra identità. Vanno bene i social, va bene la comunicazione, ma ci vuole una forte presenza di noi napoletani in piazza e far capire a loro che a Napoli deve rimanere i napoletani. Il momento più emozionante della giornata è stato quando Agnello Siciliano del Regno delle Due Sicilie ha deposto dei fiori sotto la targa commemorativa dei Lazzari. In un'intervista rilasciata poco dopo, Siciliano ha ricordato: quindi noi siamo oggi qua a ricordare quegli eroi e lo facciamo dal 2017. Quella targa è stata esposta nel 2017. Grazie. In ogni strada il terreno è disputato palmo a palmo. I Lazzari sono guidati da capi intrepidi. I Lazzari, questi uomini. La mattinata è stata arricchita dagli interventi di numerosi altri attivisti che hanno condiviso riflessioni e ricordi uniti dal comune desiderio di riportare Napoli al centro della sua storia e del suo futuro. L'evento di oggi ha dimostrato come la memoria dei Lazzari delle 3 giornate di Napoli, il 1799, sia ancora viva e sentita. La speranza è che questa iniziativa possa crescere, coinvolgendo sempre più napoletani nel ricordo di un passato che parla di orgoglio, resistenza e amore per la propria terra. Emilio Caserta, Quotidiano L'Identitario.